Buonasera, ben trovati a un nuovo appuntamento con Effetto Friuli Giovani. Dopo l'omicidio di Legnano Sabbiadoro, un altro caso di cronaca ha fatto arrivare alle cronache nera nazionale il Friuli, in particolare la città di Udine, con quello che appunto ormai è conosciuto a livello proprio nazionale come l'omicidio di Udine, in questo diciamo accoppiamento che spesso si fa fra un fatto di nera e una città o cittadina, che dir si voglia, come appunto accade in diverse parti d'Italia. Ci si interroga sui giovani soprattutto, ci si interroga sulla violenza in generale, visto che appunto protagoniste di questo fatto di cronaca assieme a Sacher, appunto la vittima di questo tragico fatto, sono due ragazzine quindicenni. Parleremo quindi di violenza, cercheremo di farci un'idea più allargata partendo appunto da questo fatto di cronaca anche sullo stato di salute, potremmo dire così, della nostra provincia, della nostra regione da questo punto di vista, visto che pare che non si faccia più eccezione, che si possa essere assimilati a quelle che sono dinamiche che possiamo riscontrare in tutto il resto d'Italia. Ne parleremo come sempre con diversi ospiti. Allora, prima di tutto approfitto della presenza del dottor Igor Castellarin, psicologo, per chiedergli anzitutto che idea si è fatto di questa vicenda. Buonasera. Buonasera. Ma sembra soprattutto essere una questione che riguarda un po' la solitudine che alcuni giovani evidentemente palesano, pur manifestando in realtà una socializzazione che sembra essere molto attiva, perché quello che stupisce di questo caso è l'assurdità, il paradosso in qualche modo, e il fatto che queste due ragazze, pur avendo una loro vita sociale, in realtà avessero un mondo interno che ancora adesso gli inquirenti stanno cercando di comprendere. Quindi ciò che evidentemente forse stupisce nella società della comunicazione è che non tutto si può conoscere, la vita di alcuni ragazzi forse un po' ai margini, anche magari lontani da quelli che possono essere gli aspetti più così coinvolgenti, che magari coinvolgono tante altre persone, che rimangono un pochettino più a latere nella vita sociale di un gruppo, di una comunità, e poi finiscano così alla ribalta della cronaca con fatti assolutamente incredibili, insomma. Ecco, lei comunque è esperto anche di vicende giudiziarie, insomma, è davvero in aumento la violenza nei giovani e se sì, quali sono i reati principali dei quali eventualmente i giovani si macchiano? Ma sicuramente rispetto a un tempo esiste una attenzione anche nei confronti del mondo dei giovani che un tempo non c'era. Una volta esistevano comunque i fatti di criminalità anche dei minorenni, sono sempre esistiti. Non saprei dire, sinceramente non credo molto al fatto che ci possano essere dei momenti storici in cui effettivamente dei fatti possano essere maggiori, compiuti come crimini rispetto ad altre epoche. Credo in realtà che in fondo la dimensione umana per quanto riguarda la costruzione della nostra società occidentale è abbastanza, insomma, uniforme nel corso dei tempi. Quello che forse stupisce, questo sì, è la presenza di crimini sempre più efferati e soprattutto in qualche modo privi di una spiegazione logica. Ecco, questo forse quindi in stupisce. sostanza non c'è più per esempio l'aspetto della difesa, per esempio, non c'è direttamente l'aspetto della paura, per dire, o della reazione, diciamo, a qualche cosa, però c'è quasi una mancanza di alibi, fra virgolette, non sì, di alibi. Una mancanza in qualche modo di legame sociale. Cioè in qualche modo qualcosa che evidentemente rende più complesso l'individuazione di quello che è anche il disagio del singolo. Ci spostiamo sempre più verso un'americanizzazione della cultura dove diciamo, il cappotto della famiglia e dell'ambiente sociale sono un pochettino più labili, tengono meno, e in questo si inserisce più facilmente il passaggio all'atto patologico del singolo, che in qualche modo è meno amalgamato rispetto al gruppo. Quindi in questo senso però c'è un aumento, insomma, se non altro nella qualità, nel tipo di intervento violento. Ma sicuramente c'è una maggiore facilità rispetto a un tempo perché i giovani possano compiere degli atti violenti
al di fuori del contesto in cui questo poteva avvenire. Un tempo c'erano le guerre, un tempo c'erano situazioni che in qualche modo giustificavano anche alcune situazioni di violenza. Oggi tutto questo non c'è e quindi effettivamente in tempo di pace sembra che questo sia quasi impossibile che avvenga, però effettivamente avviene. C'è anche da capire, insomma, se c'è una assuefazione anche alla violenza stessa, fatti così sconvolgenti anche, potremmo dire, di cronaca. In questo senso vorrei proprio capire anche dai ragazzi come hanno reagito, come hanno accolto questa notizia comunque che in un certo senso macchia una cittadina che è sempre stata definita tranquilla da questo punto di vista. Professor Babbo, si rischia di concentrarsi troppo sui giovani quando invece comunque le pagine si sono già riempite, anche per quanto riguarda la nostra regione, di altri fatti di cronaca dove i protagonisti sono però degli adulti, parliamo di uxoricidi, delitti familiari che in ogni caso abbiamo già vissuto, li abbiamo già conosciuti in sostanza. Chiaro, è evidente che sia così, i ragazzi sono comunque inseriti in un acquario dove non sono gli unici pesci presenti, hanno tanti altri esempi, tante altre cose che accadono. Non v'è dubbio, ecco, che quando sono 2 quindicenni, addirittura ragazze, colpisce molto di più perché non ti aspetti, dai giovani ti aspetti la bravata, la birichinata, non ti aspetti mai epiloghi così forti, così efferati. È chiaro che io ho girato, ho insegnato in più posti, anche ho lavorato come operatore di strada sia a Torino sia a Brescia. A Udine non me l'aspettavo perché non vedo un male strutturato qui, come invece in grandi città era presente, città sicuramente più grandi ma anche più violente. Qui sembra quasi che sia un male che sia sfociato senza un progetto, senza un'idea, ma è soltanto una banalizzazione di qualcosa. Sembra quasi che sia accaduto senza averlo pensato, senza averlo progettato. E ripeto, che non ci sia ancora oggi, mi auguro che sia così, che non ci sia una struttura del male nei giovani della nostra zona, ma ci siano scelte sbagliate, mali fatti, ma non mali in qualche modo architettati, pensati. Interiorizzati in sostanza, sì, sì. Ma ci possono essere insomma degli incidenti, tra virgolette, di percorso, anche se è banale definirli così perché sono È tragici. chiaro che questi ci dicono chiaramente che la direzione dove stiamo andando non è quella buona. Questi ragazzi è evidente che non hanno modelli o non hanno sempre modelli positivi. Forse a me una delle cose che ha colpito di più è l'assenza poi delle figure degli adulti attorno. Questa è la cosa che ha colpito di più, perché se combino una cosa del genere, dove vado? Forse dovrei rifugiarmi in un posto che mi sento che in qualche modo mi può proteggere, non vado invece si scappa. distante. Questo. Lauro Faiduti, che è un genitore, anche rappresentante dell'associazione Coesi, intanto buonasera e grazie per essere con noi, associazione che si occupa di counsel e formazione nelle relazioni interpersonali, assistendo soprattutto le famiglie. Questo fatto di cronaca deve essere, o lo vede, o insomma lei personalmente lo vede, o deve essere visto in maniera isolata, ovvero come si diceva prima un caso, o deve essere un motivo per lanciare quasi un grido di allarme e interrogarci su quelle che possono essere dinamiche anche in una città come Udine? Io in realtà non credo di essere qualificato per esprimere un parere, diciamo, di carattere generale su questa Però lavorando vicenda. con le famiglie, la sua sensazione qual è? Che ci sia questo vuoto, ci sia questa lacuna, o i nostri giovani stanno bene in sostanza e questo è veramente un caso isolato? Sotto questo punto di vista invece la mia sensazione è che non si possa sottovalutare un fatto così e non si possa neanche l'efferatezza e la tragicità dell'avvenimento in se stesso certamente è circoscritto ed troverà la sua motivazione, la sua spiegazione nelle indagini che saranno fatte. Però per arrivare a comportamenti di questo genere bisogna che siano state distrutte le relazioni tra le persone, bisogna che qualcuno possa pensare a un'altra persona come a una non persona, come un oggetto di qualche tipo di interesse, non come un soggetto che ha un'altissima dignità sacra di persona. E ho l'impressione che questo sì sia un fenomeno caratteristico della nostra società e che potrebbe insinuarsi nella cultura, anche nella cultura giovanile.
quello di non riuscire a pensare agli altri come individui, come soggetti, ma come la donna, oggetto, l'anziano, in questo caso ricco, che ha i soldi. E quindi questo ti spinge insomma a fare anche delle cose che non faresti se invece considerassi l'altro nella sua, uno come te, sì, in sostanza. È necessario che a priori ci sia questa condizione. Insomma, dare un pugno contro un muro o darlo a una persona è quasi la stessa cosa, estremizzando, cioè esatto. non ci si accorge del male che si fa fondamentalmente. Sì, penso che questo sia uno dei punti significativi, insomma, di questa faccenda. È la stessa cosa, secondo il professor Nino Moro, anche quando leggiamo le notizie, ovvero davvero riusciamo a percepire il male o diventiamo quasi, insomma, assuefatti, e come ha visto per esempio i suoi ragazzi reagire a questa notizia. Poi lo sentiremo da loro, ma questa curiosità un po' macabra a volte l'ha ravvisata magari anche tra i suoi ragazzi? Sì, ed è indotta. In questo caso il mostro è stato sbattuto in prima pagina. C'erano immagini molto più, che ho visto io, della vittima molto più belle, nel senso molto più naturali, che non quella foto che è circolata, no, per giornate e giornate, orribile, sfocata, no? Che dà quasi l'idea di un mostro. E quello è già stata una scelta di spettacolarizzazione di un fatto che non era chiaro fin dall'inizio e non era da porre, secondo me, in quei termini lì, se non per vendere, per suscitare morbosità nelle persone. Io so che i giornali devono vendere, però insomma non credo che questo sia un modo per affrontare il problema. Non mi piace tanto parlarne a me personalmente di questo caso, sì. Ecco, ne ho sentito parlare così, insomma, però non è che gradisca parlarne, prima perché non ne so molto, e poi perché è stato posto proprio in maniera, secondo me, proprio così, spettacolare. Spettacolare in questo dualismo, insomma, sì, diciamo. Fughe, macchine, queste. A uso e tutto consumo subito, poi di chi legge. Sì, ecco. Staremo a vedere, comunque sì, provoca un po'. Lei ha citato la foto di Sacher, ma lui è la vittima ovviamente, poi in senso fisico anche. Le due ragazzine sono vittime anche loro di questa... Ben credo di sì, anche se c'è un silenzio che la stampa, però so per certo che i miei alunni, almeno una di queste persone l'hanno individuata subito, insomma, su Facebook. Quindi, insomma, anche questa cosa qua, insomma, ha del morboso in sé, insomma. Vabbè, tutti vogliono sapere come vanno le cose, però, insomma. Ecco, però la domanda nasce spontanea, ovvero la morbosità, questa morbosità di cui il professor Nino Moro parlava, è davvero suscitata dai giornali, o i giornali comunque rispondono, essendo comunque sul mercato, a un'esigenza di mercato, quindi siamo noi malati, fra virgolette, rispondiamo dopo la pubblicità. Ci eravamo lasciati con questa morbosità che non piace per niente a Nino Moro, che definiva suscitata, creata proprio dagli stessi mezzi di comunicazione, giornali, televisione in questo senso. Ma, e lo chiedo allora a Castellarin, è davvero così? O il bisogno nasce nella gente di sapere, si diceva prima per esempio già solo il fatto che tra i ragazzi si è individuato, insomma la conosco, chi è, poi vorrei sentire anche loro se insomma. Però questo sarebbe avvenuto sicuramente anche in epoche passate dove non c'era Facebook, non c'era la televisione, ma il passaparola e nella comunità alla fine si sarebbe individuato comunque chi era. Non è questo forse il punto. Il vero punto semmai è che in qualche modo questo a mio avviso in realtà tocca la sensibilità della nostra comunità, perché c'è stato forse di recente il caso dell'omicida della Balestra, ma è sembrato qualcuno che era arrivato qua, un fatto abbastanza estemporaneo, poi per sua sfortuna anche deceduto subito. Il caso secondo me si è eclissato abbastanza così nella nebbia delle varie notizie. Questo invece a mio avviso è il segnale di un cambiamento per chi
magari a differenza di professori magari o psicologi che lavorano costantemente a contatto anche con i racconti dei ragazzi, forse questo, ricordo tempo fa un convegno fatto proprio con dei genitori in cui ero così particolarmente, mi ero soffermato sul racconto del gioco GTA Sant'Andrea. Sì. Perché molti bambini che vedevo per motivi di riabilitazione neuropsicologica per disturbi sull'apprendimento, raccontandomi un po' cosa fanno durante la giornata, mi raccontavano che giochi facevano. Allora io chiedevo che cosa giocavano, loro erano convinti di trovare di fronte il solito adulto che tanto non sa di cosa stiamo parlando, mentre invece sono piuttosto informato sui giochini, e mi raccontavano a 8-9 anni che giocavano a GTA. Sì. E quando gli facevo capire che conoscevo molto bene il gioco, ridacchiavano ma capivano che non era... Che c'era qualcosa di sbagliato. Quindi da lì posso dedurre che forse quando lo dicevano i genitori non si rendevano conto in realtà di che tipo di gioco era. E questo gioco GTA ritorna in questo racconto perché è venuto fuori nelle notizie dei giornali. Sì, esatto. Il fatto che queste due ragazzine dicevano ci sembrava di essere nel gioco GTA, che è un gioco, per chi non lo conosce, in cui bisogna prendere delle macchine, prendendo a mazzate le persone, addirittura usando degli strumenti come delle seghe elettriche, delle catene, e fare delle missioni piuttosto particolari, insomma, molto cruente. Secondo lei quanto è durato questo, tra virgolette ovviamente, sogno, questa interpretazione di una parte quasi? Cioè è più preoccupante il fatto compiuto o il dopo, ovvero il fatto, come diceva per esempio Faiduti, di non essersi rifugiati in un ambiente conosciuto, di aver continuato in una fuga, di essersi sentite forse ancora protagoniste di un fatto quasi irreale? Cioè, ma la fuga da Thelma e Louise di queste due ragazzine è durata molto poco ed è stata anche una fuga molto ingenua, se vogliamo. Forse, se mi si concede, sulla tragicità dell'evento, è la cosa più tenera di queste due ragazzine. Credo che il risveglio sia durato un giorno, perché il tempo di fare una notte in carcere e queste ragazzine hanno realizzato che non era più un gioco. Però credo, per rispondere alla sua domanda, che la preoccupazione nostra debba essere sul prima, sulla mancanza di legame di cui parlava il professore, l'assenza degli adulti, e direi anche il fatto che siano due ragazze le protagoniste, un fatto che sta cambiando la tipologia anche culturale di come si struttura la società. Ci sono le gang giovanili di sole donne in città come Milano, di derivazione sudamericana, ci sono fenomeni che riguardano anche il bullismo fatto anche da ragazze, non più solo da maschietti, e quindi ci sono dei cambiamenti che secondo me questo evento segna un po' per la comunità friulana. Ecco, come percepiscono la violenza nella vita quotidiana, vorrei sentirlo da loro, e anche, non so se qualcuno proprio, anche se comunque è un argomento delicato, vuole dirci la sua esperienza un po' di questo caso, ovvero quando l'avete saputo, qual è stata la vostra prima reazione, ecco, diciamo, questo mi incuriosiva. Aurora, vedo che il microfono, non so se... Buonasera a tutti. No, io sono abbastanza preoccupata per l'attualità e per la società in cui sto vivendo, perché io, quando ero piccola, anni fa, diciamo, io avevo i videogiochi, ma avevo i Pokémon, no? Anche loro, si ammazzavano, però comunque era un gioco carino. Invece io vedo mio cugino già a 4 anni, 5 anni, che ha i videogiochi che sono tutti di violenza, è uccidere l'altro. Comunque sono giochi belli pesanti che magari anche uno della mia età ci può giocare, certo, però comunque che portano al finale della violenza. E già a quell'età crescere così è spaventoso, perché non ci rendiamo poi conto dove finisce la realtà, dove finisce il gioco, o comincia viceversa. Che ci sia, che siano le protagoniste le due ragazze, per me è il punto più importante di questa storia, perché significa il cambiamento radicale della società al giorno d'oggi, perché siamo abituati a vedere le band dei ragazzi che magari prendono in giro l'altro, che magari si alzano le mani o altro, invece adesso è la donna protagonista di questa cosa, e quindi a me un po' fa schifo, se posso dirlo. Però manca tanto l'affetto dei genitori, manca l'esempio dei genitori, soprattutto adesso quando i genitori sono al lavoro, per chiudere un occhio alla loro mancanza, diciamo, ci danno i soldi, no? Dicono 12 euro, vai a comprare quella cosa lì. Allora quella è lo sbaglio più grande, secondo me, che un genitore possa fare,
perché nonostante tutto, anche se sei a lavoro, puoi creare il rapporto con tuo figlio e dare un esempio e una stabilità abbastanza forte lo stesso. Hai detto due cose, intanto non si chiede mai l'età a una donna, però quanti anni hai? Tra un po' 20. Tra un po' 20, quindi la distanza, diciamo, non è generazionale fra te e le ragazze che sono no, ma adesso protagoniste. però... No, dicevo per il fatto che comunque tu paragonavi per esempio i tuoi videogiochi, sì, eccetera, non c'è questa distanza enorme fra voi, però tu l'hai percepita come adesso quasi si sente una differenza tanto, generazionale. Adesso si sente tanto la differenza dell'età. Anche a 2 anni di differenza si sente veramente tanto, secondo me, anche perché io mi ricordo, giocavo per strada a pallone, mi sbucciavo le ginocchia, cioè seriamente andavo a giocare solo con maschi a calcio, o comunque facevamo i giochi in spiaggia e altro, non avevamo iPad o cellulari già all'età piccola, almeno io personalmente non avevo tutto questo già da piccola, invece adesso io anche in famiglia mia guardo, i miei cugini mi sanno usare il cellulare meglio di me tra un po'. Quindi sarebbe cambiato tutto nel giro di poco tempo, in sì, sostanza. Molto in fretta. Che hai detto che vorrei sottoporre un po' all'attenzione degli altri, dicevi siamo abituati un po' a vedere le bande così più che altro di ragazzi, dove magari si alzano più facilmente le mani, ecco. I ragazzi si sentono toccati da questo, c'è una parte di verità, non so chi ha il microfono, chi voleva intervenire. Beh, in effetti, come dire, tra noi maschi diciamo inizia più rivalità, più attriti, anche già da più piccoli. Infatti sì, anche tra i miei coetanei, e vedevo anche quando ero piccolo, mi ricordo vaghi ricordi che le femmine erano tutte amiche, sempre. E invece i maschietti erano quelli che un gruppetto di questo, un gruppetto di quelli, un gruppetto fa questo, diciamo queste rivalità. Pensa un po' che io lo vedevo più al contrario, mi stupisce un po' questa cosa che dici, sì. Invece tu l'hai percepita così, insomma, gli uomini più tendenzialmente divisi, ecco, da questo punto di vista. Sì, anche per, non so, il gruppo di quelli che giocano a calcio, il gruppo di quelli che ascolta quel tipo di musica e così ovviamente dopo si perdono quei pochi legami che ci sono tra i gruppi e iniziano le rivalità. A questo livello, quindi bastano poche differenze per individuare un'appartenenza, ma il limite della violenza, quello mi preoccupa, cioè quando scatta poi, perché essere diversi, essere magari anche contrari alle opinioni degli altri può starci, ma non so, per esempio nella tua esperienza di quello che vedi, la violenza è diffusa anche tra voi giovani? Nella tua esperienza parlo, cioè ti è capitato di assistere o comunque di sentir parlare di episodi di violenza verbale o fisica? Perché ovviamente dobbiamo ampliare la definizione. Beh, più verbale, perché fisica pochissima. Infatti, cioè, si scherza così, anche nella mia classe, ovviamente magari si fa il gesto, però è soltanto uno scherzo. E mi è capitato anche di assistere a atti di violenza verbale e il fatto che io non ho fatto niente in quel momento mi rimane sulla coscienza, perché se avessi fatto qualcosa avrei potuto cambiare tanto. Non ho fatto quello, però mi è rimasto proprio impresso questa violenza verbale. Ti sei sentito quasi complice, insomma, diciamo, per non essere intervenuto. Altre esperienze, non so se si volevano preparare, mentre chiedo a Laura Fraiduti, le famiglie che si rivolgono a voi, che problemi hanno principalmente allora nella gestione di questi rapporti interpersonali, soprattutto con i figli, allora che abbiamo definito in crisi, sfilacciati, vuoti molto spesso? Diciamo che i genitori in questa epoca, in questo momento storico, in generale si dimostrano molto attenti e molto interessati a cercare di capire come educare bene i propri figli. Si sta diffondendo fra le giovani coppie che hanno figli alle scuole, eccetera, sempre più questo desiderio di essere dei bravi genitori e la consapevolezza anche della propria responsabilità. E questo naturalmente è un fatto positivo, un fatto legato anche
isolamento in cui ogni famiglia vive rispetto a quello che poteva succedere in una società precedente. È positivo, ma è anche figlio di una paura, cioè Esatto. potrebbe essere anche negativo in questo Vero, senso. questo, sì. Però è certamente un segno di responsabilità, di consapevolezza. La capacità anche di chiedere aiuto e di riconoscere di avere un problema o addirittura di avere il desiderio di prevenirlo è il segno, comunque è un segno positivo. Io sono rimasto molto impressionato anche da quello che ha detto la ragazza prima riguardo al fatto che lei stessa rimprovera, questa qui è una cosa, è una novità assoluta che va segnalata, cioè i ragazzi sono consapevoli di essere, magari non voglio dire che lo sia tu personalmente, ma insomma la tua generazione, tu dici riceviamo troppo, i genitori ci danno troppo gratis perché si sentono in colpa nei nostri riguardi, questo hai detto mi pare. Ecco, questo qui è qualcosa su cui riflettere e che i genitori che noi incontriamo come associazione di counseling nei corsi, nelle attività di formazione rivolte ai genitori oppure abbiamo degli sportelli d'aiuto, se posso dire abbiamo un sito, posso dire certo. coesi.org dove chi desidera può trovare indicazioni di tutte le numerose attività che noi svolgiamo sia come associazione direttamente e che i nostri associati fanno insomma, nel territorio. La vostra attività è ovviamente lodevole, è preoccupante il fatto che una cosa che dovrebbe essere, la penso io così, ma forse non è vero, naturale come la genitorialità abbia bisogno di così tanto aiuto. Io no. O anche qui possiamo dire che da un lato è sempre stato così, perché magari adesso c'è l'associazione, un tempo invece c'era il rivolgersi alla mamma, alla zia, chiedendo dei consigli. Viviamo in una società molto complessa, dove tutto è molto meno istintivo e meno semplice di quanto non lo fosse tempo addietro. E quindi oggi approfondire la competenza, la conoscenza diventa importante per qualunque mestiere, diciamo così, e a maggior ragione lo è per il mestiere di genitore. Andiamo un attimo in pubblicità, poi so che c'è qualche intervento da ascoltare, allora ci separiamo giusto per un minuto e poi torniamo a Effetto Friuli Giovani. Bentrovati in nostra compagnia, sentiamo dai ragazzi. Secondo me non è tanto questione di maschio o femmine come è stato detto prima, anzi direi che generalmente le femmine pur essendo maschio maturano prima, cioè obiettivamente. Però secondo me questo quello che è successo è solo la punta dell'iceberg di una crisi generale di valori che ha colpito un po' tutta la società, non solo italiana, e che di per sé si riflette anche sui giovani che sono sicuramente più vulnerabili a questa crisi. E appunto così non è solo la punta del... Sì. Hai ragione, però appunto guardiamo per esempio solo i fatti che sono accaduti recentemente, sono molto di più quelli che coinvolgono gli adulti. Parliamo solo di omicidi per esempio nella nostra regione, poi non so se dico una stupidaggine, però come questo caso non ne ricordiamo altri recentemente, magari invece ne ricordiamo molti che riguardano gli adulti. Sì, non faccio una domanda a te in generale, ma dico, cioè... ti senti personalmente toccato come ragazzo o come cittadino in generale? Sì, come ragazzo. Cioè ti senti il dito puntato contro, i giovani d'oggi non hanno valori e in questo caso pensi che sì, sia vero? Questo succede un po' sempre, nel senso che questo è il caso eclatante ovviamente perché è morta una persona, però c'è sempre stato questo puntare il dito contro i più giovani, lo stiamo facendo noi adesso contro i più piccoli. Penso che sia frutto, come è stato detto, di una banalizzazione un po' di tutta la vita, cioè, ma non solo sull'omicidio, sul picchiare, anche sul fare sesso, adesso non voglio dire bigotto, ma in generale c'è un po' una banalizzazione del tutto. Molte cose perdono di importanza, in sostanza. Salve, io volevo riportare la mia esperienza. Io sono l'ultimo di 4 fratelli e
tra cui 2 maschi. Ho sempre, diciamo, vissuto nella violenza, anche perché i miei hanno sempre lavorato fino a tarda sera, quindi raramente li vedevo. E ho giocato anche ai suddetti giochi fin da quando avevo 8 anni, adesso ne ho 18, quindi 10 anni fa. E sì, io sono pacifista, cioè io non ho mai usato atti di violenza contro nessuno, neanche verbale, e cerco di risolvere tutto con tranquillità. E non penso che i giochi violenti possano influire, almeno che non ci sia una coesistenza di diversi fattori, ok? Perché sì, non è solo il videogioco, solo la famiglia, magari è il videogioco, la famiglia e il gruppo che si frequenta. Certo. E mi sembra un po' azzardato accusare solo una di queste categorie. Tu dici in questo caso magari potevo essere un soggetto, tra virgolette, quasi a rischio, ovvero con scarso controllo, mettiamo durante il giorno, potevo guardare tutti i miei videogiochi, eccetera, ma non sono cresciuto per niente con quest'indole. Anche i miei fratelli relativamente potevano essere, invece siamo persone tranquille. È chiaro che vicino proprio al metterci il videogioco violento ci deve essere qualcos'altro. Una delle cose che veniva fuori era che posso far del male all'altro solo quando non lo vedo più come persona, ma anche, cosa che non abbiamo ancora detto, quando non mi vedo più come persona. E la spersonalizzazione non è soltanto contro la persona alla quale tu stai facendo del male, ma diventa contro te stesso. Ecco. Quindi il videogioco da solo non basta, forse il videogioco diventa un buon volano se è il modo per tenere buono il bambino, così tu fai altro, allora sì, perché allora c'è sia il videogioco sia l'assenza del genitore. Il videogioco in sé, credo, anch'io condivido, che non può essere una delle scintille, probabilmente c'è qualcos'altro. Condivido quello che diceva Simone, è molto probabile che la banalizzazione delle scelte nostre di vita ci portano a fare scelte che non sono scelte, ci portano a fare azioni che non sono state pensate, non sono state volute, sono state solo fatte. Tante volte anche a scuola ci capita di parlare di queste cose, quando si chiede al ragazzo perché l'hai fatto, non c'è mai una motivazione, c'è mi andava, non so. Mi è venuto, ecco, quasi come se l'azione e l'intenzione non fossero collegate, ma fossero due cose, quasi come se si potesse fare cose cattive senza essere cattivi. Sì, volevi il microfono? No, prima lui. Vai. No, giusto così un'impressione, nel senso che quando ho sentito che c'è stato un omicidio proprio lì in Val d'Asserio ho detto, Dio mio, siccome abito proprio in quel quartiere, ho detto, Dio mio, che cosa è successo? No, volevo giusto dire che il quartiere assolutamente in generale è un quartiere dove non ci sono assolutamente problemi di violenza, però volevo giusto analizzare un po' la situazione e il dato che almeno da quanto è stato appreso, da quanto è stato descritto sui giornali, che probabilmente il motivo della svolta sta in probabili amici delle 2 ragazze che frequentano la zona stazione. Quindi amici un po' particolari, ecco. Con questo assolutamente non per mettere il dito nella piaga per, possiamo dire, generalizzare, però giusto così per dire che a volte in determinati casi il problema sta anche in determinati soggetti che frequentano determinate zone. Quindi come anche violenza come figlia di un disagio proprio sociale, in sostanza, che non deve essere necessariamente legato alla famiglia d'origine quanto al gruppo che poi si sceglie indipendentemente di frequentare. Anche se è vero però che forse a 15 anni un mancato controllo sul gruppo che 2 quindicenni frequentano implica anche forse una responsabilità da parte di chi dovrebbe controllarle. Cioè, tu dici non c'era una situazione di disagio in origine, è stato scelto un gruppo da frequentare, ma credi che sia giusto da parte di un genitore controllare anche il gruppo che frequenta una ragazza? Certo, però anche lì, non so, mamma esco, va bene, dove vai? Vado a fare una passeggiata in centro, dopo vai in via Roma oppure in zona stazione e ti ritrovi con chi vuoi, certo, sì, per amor non di è Dio. facile. Quindi non è facile. Però anche per sottolineare quello che diceva il ragazzo, come ti chiami?
Alessandro, hai fatto bene a dire quello che hai detto, perché nel discorso che stavo facendo prima si sente spesso dire è la violenza che c'è in giro, i videogiochi, ma quello che volevo dire prima non è questo. Sono uno dei primi che in situazioni pubbliche dico sempre non è il gioco, non è la situazione violenta, anzi una volta c'era molta più violenza di oggi, cioè, non dimentichiamoci che fino diciamo, al primo dopoguerra le violenze corporali, tanto dei familiari sui figli e tanto quelle dell'ambito scolastico piuttosto che sociale, e le battaglie, chi non ha visto il film o ha letto il libro sulla guerra dei bottoni, no? erano battaglie anche molto più cruente. In realtà che cosa mancava però e che cosa invece c'era in più? Mancava forse un aspetto moralistico su questo e anche una consapevolezza anche degli effetti negativi di quello che psicologicamente ciò poteva comportare. Dall'altro però c'era anche un valore più simbolico dato al gesto in quanto gesto, anche se agito in termini più pratici. Quest'oggi invece tutto questo è molto più difficile da attuarsi, perché c'è un aspetto anche non solo moralistico ma anche in qualche modo giuridico e quant'altro che penalizza questo tipo di comportamenti, però paradossalmente per i ragazzi e per i giovani c'è una mancanza di autorevolezza da parte di quelli che sono sia i genitori e la scuola. Il problema del bullismo o della violenza che magari è aumentata, se si può dire, è perché io trovo sempre più insegnanti che non hanno gli strumenti per poter controllare quelli che sono i comportamenti o di bullismo ma anche in qualche modo provocatori degli studenti in classe. Hanno le mani legate e se si permettono a volte di dire certe cose, certe famiglie anche in qualche modo vanno contro gli insegnanti. Allora il problema della violenza, e l'esempio che facevo di GTA, è che quello che mancava nel caso di quei bambini era la conoscenza da parte dei genitori del contenuto del gioco, perché non è il gioco in sé che produce violenza, ma vorrei sapere come fa non rendere più cinici comunque i ragazzi. Il fatto che a 8 anni non è soltanto il picchiare, non è Taken 3 o Taken 4 dove c'è il gioco di picchiare all'interno di un ring come se fosse una partita di wrestling. GTA è un gioco dove si prendono le motoseghe e si vanno a segare le persone. Ci sono degli schemi in cui bisogna andare a prendere delle prostitute per portarle al lavoro come missione. A 8 anni è un gioco che rende più cinico il ragazzo nei confronti di quelle che sono le situazioni esterne, questo sì, e quindi un controllo ci deve essere. Anche se il movimento genitori se l'è presa invece con il sistema di classificazione poi anche dei giochi stessi, in sostanza, certo, dei pericoli. Però la colpa in qualche modo... Doveva fare forse invece un esame di coscienza, cioè, perché l'intervento comunque per esempio nel Moggia è stato centrato soprattutto da questa frase, è stato preso da questa frase che le ragazze hanno detto, ovvero ci sembrava di essere in GTA, insomma, in Grand Theft Auto. Però quello che stupisce non è che da lì hanno imparato ad essere violenti, non è questo, da lì hanno in qualche modo semplicemente detto qualcosa del cinismo e della mancanza in qualche modo di affettività. Sembra quasi, appunto, come dicevate all'inizio, come diceva lei all'inizio, qualcosa che è stato all'interno di una dimensione abbastanza onirica. Sì, però noi, la violenza noi la vediamo ogni giorno in TV, fin da quando siamo piccoli, perché è da tanti anni che noi assistiamo al telegiornale, a quello che comunque il telegiornale fa vedere certe volte immagini molto esplicite. Oppure basta andare su internet, tu trovi subito un sito che ti mostra foto di morti, ok? Tipo io a caso sono entrato su Google e ho trovato un sito che mi faceva vedere le foto dell'attentato di Boston, ok? Con tutto il sangue. Come ci sono entrato io a X, ci può entrare anche un bambino. È ovvio che i genitori dovrebbero controllare, però i genitori adesso, soprattutto anche in queste situazioni di crisi economica, non sempre hanno anche il pensiero fisso di vedere cosa fanno i figli. Quindi sì, non mi sembra giusto dare dare la colpa a loro, perché un genitore, per quanto cerchi di controllare il suo figlio, non riuscirà mai a farlo completamente, perché comunque noi ragazzi, se vogliamo fare una cosa, la facciamo. Questo è sicuro. Quindi...
Il controllo però è anche qualcosa che in qualche modo c'è nel momento in cui non è controllo, è la capacità di leggere in qualche modo il più possibile quello che è l'aspetto affettivo, emotivo dei propri figli, perché non ha importanza se il ragazzino poi, come diceva appunto, racconta la bugietta e anziché andare in un posto va in un altro. Il problema è rendersi conto di quello che è il momento affettivo e emotivo del proprio figlio, che è ben diverso, non è una questione di controllo ma in qualche modo di collegamento, di comunicazione sintonia, e di costruzione che è il nucleo dell'affetto familiare. Scusa solo un istante perché c'era anche qua dietro intervento prenotato. No, boh, io volevo dire che secondo me il bullismo è più che altro un fattore di codardia, perché io non ho mai visto uno più piccolo prendersela con uno più grande, ma sempre il contrario. Quindi sono persone che secondo me che se si valutassero con persone della loro stazza, della loro intelligenza, avrebbero poco da combattere perché magari non ci arrivano. Quindi secondo me è più un fattore di sentirsi forti. Sì, cioè più un bisogno di sentirsi realizzati, di sentirsi qualcuno, che secondo me è assurdo. Ed è comunque isolato secondo te o è un bisogno che si può ravvisare in forme diverse, in misure diverse in tante persone? Boh, cioè isolato no, perché comunque c'è magari chi lo supera dando al massimo a scuola o sul lavoro, c'è chi se la prende con le persone più deboli, ma questa secondo me è la forma più subdola per sentirsi realizzati. Quindi una frustrazione che dà sfogo alla volontà di affermarsi in qualche modo senza riuscirci in realtà e quindi sfogandosi in questo modo? Sì, ma io voglio dire, cioè sti giochi costano, cioè i genitori che li comprano, cioè, prima abbiamo detto c'è crisi, ho capito, ma un gioco per la Play o per la Xbox adesso costa parecchio. Vabbè, però anche soprattutto vero che a quell'età. gioco. Sì, ma noi non ci accontentiamo di uno, cioè no. Io sono la prima a dirlo, cioè io metto le mani davanti e dico di no. Poi volevo dire una cosa, che i giornali, cioè io frequento quella zona lì perché andavo in piscina e tutto, è tranquillo a dire la verità, però a leggere i giornali, perché questo è il mondo un po' dei giornalisti che si tende, al giorno d'oggi almeno, la maggior parte tende a gonfiare le cose, se no noi da casa, chi legge i giornali o guarda il telegiornale non si accontenta perché noi vogliamo le cose tragiche, a noi adesso piacciono proprio le cose tragiche, invece se è tutto tranquillo non ci piace. È andata via la normalità. Quindi si risponde a un bisogno del mercato, fra virgolette, sì, diciamo esatto, così. Finché noi li compriamo, giustamente voi li scrivete, però, cioè voi giornalisti. Non hai detto che vuoi fare la giornalista da grande, sì. Stai attenta a quello che dici. Però dico, bisogna fare attenzione quando si dicono determinate parole o si fa passare un messaggio, perché spesso anche nei titoli di giornale magari qualcuno intende determinate cose però fa recepire altre al lettore e da lì passa un messaggio sbagliato soprattutto. Stavi parlando del quartiere poi, quindi volevi riferirti proprio a... che lì la compagnia non c'entra molto secondo me, perché le ragazze di 15 anni avranno avuto una compagnia sbagliatissima, per carità, eccetera, anche perché secondo me è impossibile, non so se mi posso esprimere in questo momento, però secondo me è impossibile che loro due così piccole comunque abbiano ucciso, con tutto il rispetto, comunque è un gigante rispetto a loro. Tu non ci credi fino in fondo? Non credo molto, penso che ci sia una terza mano molto più grande di loro e che loro, finché sono maggiorenni, comunque prenderanno comunque una sanzione, ma non tale da un grande o da un maggiorenne, quindi stanno facendo anche la parte di copertura. Ok. Sentiamo Mattia e poi facciamo arrivare il microfono qua. E Aurora, il motivo per cui hai spiegato tu implica una contraddizione, cioè il fatto che tu sostenga giustamente che ci sia una terza mano in questo omicidio non fa altro che verificare, che ribadire quello che diceva Stefano, cioè le cattive compagnie, c'è una terza mano che è una loro compagnia che è una cattiva compagnia. Scusa, precisiamolo e poi passiamo il microfono di qua. No, intendevo la compagnia, cioè non del quartiere, perché io sono passata 1000 volte lì, cioè non è che ho visto grandi cose, anzi non vedevo mai nessuno, cioè è vuoto, però dico, ci stanno le compagnie sbagliate, magari anch'io le ho trovate o ce le ho ancora, non bastano, perché io non vado a uccidere ad un tratto. Che poi ci siano stati dei motivi ancora più grandi è da analizzare, perché è difficile comunque dare un giudizio in questo momento, anche perché i genitori, io da quello che ho seguito, quel poco che so, i genitori delle due ragazze non li ho mai sentite esprimersi, uno. Due, le ragazze, io ho sentito solo 2 parole dicendo ci sembrava un gioco tra virgolette, ma devi andare
io ho fatto una cosa, la devo motivare, cioè io so il perché Però l'ho tu fatto. stessa che ne parlavi dei giornalisti adesso vorresti sapere molto di più queste cose, sarebbe giusto farle esprimere in questo senso? Certo, perché io da bisogna giovane... tutelarle e lasciare che lo dicano solo nelle sedi opportune? No, secondo me dal momento in cui è diventato tutto così popolare, così pubblico, penso che noi ci meritiamo la verità. Una volta che so il fatto voglio capirlo fino in fondo. È giusto perché io da casa, o comunque io a mio figlio che devo dare una certa educazione, gli devo saper dire: guarda, lei ha fatto così e va punita perché il procedimento delle sue mosse è stato questo. Cioè una motivazione bisogna darlo a delle azioni, dal momento in cui io mi prendo la responsabilità. Perché bisogna prenderselo anche a 15 anni, perché l'ha fatto e una persona è morta. Mattia, volevi concludere? No, sostengo che anche se... No, sì, un'ultima cosa, sostengo che anche se non è di Baldasseria, quella compagnia sarebbe in tal caso una cattiva compagnia. Non sto parlando di un quartiere, sto parlando in generale. Il fatto che ci sia una terza mano in questo omicidio implica il fatto che queste due ragazze frequentano cattive compagnie. Quindi non puoi dirmi che non c'entra niente del fatto di avere cattive compagnie. Non basta, non è sufficiente in sostanza. Sì, certo, c'è anche qualche problema delle due ragazze, chiaramente, un problema soggettivo delle due ragazze, indubbiamente questo, e sommando tutti questi fattori si arriva a questo risultato. Tu che idea ti sei fatto? Scioccato, perché due quindicenni che uccidono una persona è scioccante, però è un'idea che stiamo toccando il fondo, perché dopo l'omicidio di Lignano di quest'estate adesso abbiamo toccato il fondo. Questa è la mia idea. Buonasera a tutti. Allora io volevo esprimere un parere. Da quello che ho potuto notare, non so, con gli anni di giri vari che ho fatto per Udine, è questo: le persone che noi comunque consideriamo dei disadattati, dei bulli, oppure comunque hanno diciamo, un problema fondamentale, che è la mancanza di supporto familiare. Tantissime di queste persone non hanno a casa delle persone che comunque gli permettano sin da piccoli di saper distinguere cosa è giusto e cosa è sbagliato. Secondo me non è tanto questione di zona o di compagnie che si frequenta, è questione di disinformazione e di disorganizzazione delle famiglie, che non riescono e non sanno come dare un'educazione giusta ai figli, in modo tale che questi possano da grandi decidere e scegliere cosa fare della loro vita. Questo è. Non c'entra neanche quindi con la provenienza o comunque la situazione di disagio economico che ci può essere, disagio sociale in senso generale, cioè può capitare alla famiglia, per intenderci, benestante, come la famiglia inserita in un contesto disagiato. Non è questione sostanzialmente di quanti soldi uno abbia, è questione di che persona uno è. Questo è, cioè se un genitore è consapevole e sa fare il suo, diciamo così, lavoro, sa come educare un figlio, perché si presume che un genitore che abbia 40-45 anni la sua esperienza di vita l'abbia fatta, quindi se è una persona matura e comunque se è riuscito ad arrivare a 45 anni l'esperienza ce l'ha e deve saper trasmettere al figlio, dato che l'ha fatto, come saper andare avanti nella sua vita e quindi non distruggersela. Sei in linea un po' con un messaggio anche che ci è arrivato, che leggiamo tra un attimo dopo la pubblicità, anche perché siamo in ritardissimo, chiedo scusa alla regia, tra poco. Ben ritrovati, subito non so se Mattia o... Do la precedenza. Volevo riprendere un momento il discorso di Alessandro, giusto? E volevo prendere questo discorso mettendo in luce ciò che è successo molto tempo fa e che adesso vedo che si sta riproponendo nella Columbine. In pratica cosa è successo nel 91? È successo che due ragazzi sono entrati in questa scuola e hanno fatto un massacro. Le televisioni però a chi hanno dato la colpa? Non hanno dato la colpa alla società o quant'altro, hanno dato la colpa alla musica, hanno dato la colpa a Marilyn Manson. Perché? Perché dicevano che era violento, che era con le sette sataniche e tutto questo. E vedo che si sta riproponendo oggi con i videogames. E invece quando
e avevo visto l'intervista di Michael Moore che era andato a vedere Marilyn Manson, gli ha spiegato no, anch'io avevo dei disagi e per questo ho fatto questa musica. Anche i creatori di South Park erano sempre due ragazzi, ma al posto di fare una strage hanno fatto questo cartone dove spiegavano la loro società, una società malata, piena di disprezzi e odi, e hanno voluto far condividere al mondo tutto questo. Loro sono riusciti a sublimare, diciamo, questa tendenza alla violenza. Secondo te, in persone più deboli, la loro sublimazione può avere invece un effetto concreto? Sì. Quindi è un po' giusto, fra virgolette, non prendersela con loro, capiscimi? Perché è ovvio che poi alla base di tutto ci può essere una mancanza o comunque dei problemi proprio nelle relazioni interpersonali, nell'aspetto proprio emotivo, morale, proprio delle stesse persone. Sì, sì. Però, insomma, un effetto ci può essere su un giovane debole di questa musica, di questo videogame, di quello che vogliamo citare? Sì, su un giovane debole sì. Posso chiedere una cosa, scusa? Certo. Così, giusto per sorridere, cosa c'è scritto sulla tua maglietta? C'è scritto Toxic Abortion. Ok, basta. Io ritorno un momentino al discorso sull'educazione. Allora, a mio parere, abbiamo che un genitore può essere bravissimo a svolgere il suo ruolo, però chiaramente non può tenere il figlio chiuso in casa. Dal momento in cui il figlio esce di casa, comincia a intrattenere rapporti, a installare amicizie e quant'altro, deve saper distinguere quali sono le buone compagnie dalle cattive compagnie. Il genitore quindi può essere bravissimo, può essere fantastico, però dal momento in cui il figlio incontra cattive compagnie fuori, per il genitore è finita, il genitore è fregato. Questo è, secondo me, un punto anche se gli ha dato un bagaglio importante? Sì, l'unica cosa che può fare il genitore è dirgli: senti, tu devi saper riconoscere quali sono le giuste amicizie che devi fare e quelle sbagliate. Questa è l'unica cosa che il genitore può fare, non può tenerlo chiuso in casa, il figlio deve... E secondo te comunque non funziona sempre? Cioè può anche esserci il caso in cui un ben educato può soccombere, diciamo, alle influenze di una cattiva compagnia? Direi proprio di sì. C'è sicuramente anche l'elemento della libertà personale. Come genitore, come società puoi lavorare in un certo modo, ma poi il ragazzo ha una sua libertà, non soltanto la persona che è, ma la persona che vuole diventare, dipende moltissimo anche da lui, non soltanto dagli orizzonti che diamo noi. Quindi la libertà personale, per forza di cose, non è che destituisce il ruolo della famiglia, ma comunque è chiaro che il protagonista della vita poi sarà il ragazzo. Secondo me è una buona domanda, dove ognuno di loro potrebbe rispondere, è proprio questa. È vero che voi volete essere autonomi, autosufficienti, che voi sapete tutto, che avete già imparato tutto quanto e che volete fare quello che volete, no? E poi, no, dite causa i genitori, la scuola, la società, il diavolo e sua madre. Ecco, no? Ma è vera questa posizione o non è vera? Che voi volete molta autonomia, tutta autonomia, non volete il dialogo, non ve ne frega niente, ma non per incolpare questa generazione. Ci sono delle... Cioè non si può voler essere autonomi, indipendenti e poi dire è colpa di chi non ci ha educato, fondamentalmente. Sì, cioè, si può anche dirlo, ma bisogna prima chiedersi questo, e io non credo, io dico, sentivo una volta che l'uso della ragione sia a 7 anni, aumentiamolo un pochettino, ma poi bisogna diminuirlo, perché sono cambiate le informazioni, cioè questa responsabilità, ve lo volete prendervelo o no? Ecco. Stefano, non so, avevi il microfono tu? No, giusto così, volevo giusto dire che a me pare che in questo contesto debba essere per forza citato Pirandello. Nel senso che Pirandello cosa ci dice? Ognuno di noi indossa delle maschere, quindi uno a casa dice ah che bravo bambino, che brava ragazza che è. Esce di casa e come ho detto prima, incontrando chi vuole, perché non si viene ovviamente, credo che nessuno di noi venga pedinato, e ognuno di noi in qualche modo dopo incontra chi vuole, di conseguenza siccome in pedagogia, insomma la pedagogia insegna che in questa età è molto importante il gruppo dei pari, in base a chi si frequenta si viene influenzati
e di conseguenza proprio il gruppo è fondamentale sia in atteggiamenti positivi che in atteggiamenti negativi che conducono a quanto abbiamo visto. Rispondiamo anche alla domanda poi di Moro. Mentre arriva il microfono vi leggo questo messaggio che poi vorrei sentire la risposta soprattutto di Laura Faidutti. I genitori delle ragazzine dove sono? Sono loro i responsabili, metterei loro in comunità. Un genitore di Udine, Mauro. Direi. No, comunque io volevo dire, ma noi ce le prendiamo le nostre responsabilità, forse più dei nostri genitori a volte, perché io vedo tante volte tipo a scuola i professori, almeno in classe mia, succede che dicano avete firmato i voti? E io per esempio, cioè sul libretto, no, che ci mettono i voti, io altri, sì certo ci hanno firmato, altri in classe mia dicono ma chi? Io mica faccio vedere il libretto ai miei genitori, cioè tanti rispondono così, automaticamente io da esterno penso un genitore è a conoscenza che esiste un libretto personale, soprattutto quando sei minorenne, quindi è il genitore lì che parte già male, perché uno porti a scuola il tuo figlio e non gli controlli neanche il libretto, cioè quello non è un controllo, quello è un una verificare, cosa ovvia. Esatto, e da lì la responsabilità il genitore se lo toglie già in anticipo. Io parlo solo di scuola in questo momento, poi ci sono tante altre cose che a parer mio a 15 anni bisogna stare insomma a casa, non in discoteca o altro, a 15 anni dico, poi vabbè. Sì o no? No, stavo guardando qua perché mi sembrava ci fosse un intervento, ma forse è passato per adesso. Sentiamo la risposta intanto, o comunque la considerazione su questo da parte di... Beh, intanto direi che certamente il tema non può essere quello del controllo, diciamo, poliziesco, quello è assurdo, intanto destinato a fallire tecnicamente, e poi comunque non è quello il punto è la relazione fra i genitori e i figli. Io non voglio qui dare consigli a nessuno, però i figli e i loro genitori sanno se fra di loro c'è un contatto di verità, di spirito, di sentimenti. Quello è, quando il genitore sente di star perdendo questo contatto, quello è il momento pericoloso in cui bisogna allertarsi e cercare di recuperare il contatto, però non il controllo poliziesco, ma il contatto di relazione. Questa è una prima cosa. Un'altra cosa che mi ha colpito, che è stata più volte detta qui questa sera, è la questione della responsabilità. Io sono di un'opinione diversa, io credo che sia i giovani adesso, ma anche gli adulti, la comunicazione in generale ci allontani dalla nostra responsabilità e che, non vorrei fare della sociologia di basso profilo, diciamo, perché no, però ho l'impressione che nella nostra società il rapporto fra quello che faccio e le sue conseguenze e il fatto di doverne rispondere si stia allentando. Questo credo che sia un problema anche per i giovani che non sono abituati a rispondere dei propri comportamenti, a sapere che un loro comportamento avrà delle conseguenze positive o negative. Come reagisce al messaggio che ho letto in precedenza da parte di questo genitore che dice metterei loro in comunità dove sono i genitori delle ragazzine? Ma non lo so. Può darsi che i genitori abbiano sofferto moltissimo, non lo so le storie come sono. Certamente una persona che vive male e che soffre e che non riesce a avere delle relazioni positive, probabilmente farà soffrire anche altre persone a sua volta. La questione della colpa, sì, direi che... È da tralasciare, c'è da capire piuttosto il... Sì, certamente in termini sociali e in termini anche di relazione bisogna abituarsi a rispondere di quello che facciamo. Questo genitori sì. E figli. Anche sì. A tra poco, ultimo spazio pubblicitario e poi torniamo con Effetto Friuli Giovani. Bentrovati, Stefano, ti avevi prenotato? Per quanto riguarda il discorso familiare, vorrei giusto
fare un piccolo azzardo in qualche modo, ma non è neanche tale. Nel senso che vorrei portare avanti questo ragionamento, nel senso che c'è una differenza abissale dal mio punto di vista fra padre biologico e genitore, nel senso che come abbiamo visto all'inizio delle puntate, insomma, non è che ci voglia così tanto a diventare padre biologico, nel senso che, come diceva Aurora, si va in discoteca e dopo un po', ecco. Però ci sono questi tormentoni che restano però la storia della trasmissione. Un po' fissato anche il gelataio. Anche il gelataio è rimasto nella storia. Però da lì, diciamo, dopo a sapere educare un figlio ne passa, c'è una differenza abissale, di conseguenza non tutti, cioè la figura genitoriale non coincide con quella di padre biologico. Uno può essere insomma, se tutti sono nati da qualche genitore, da qualche padre biologico, cioè, è ovvio. Però non tutti hanno dei genitori dal mio punto di vista, cioè non tutte le persone sono capaci di trasmettere determinati valori. Quindi questo volevo... Anche se ce li hanno, cioè non basta l'esempio, non c'è una cosa istintiva quasi nell'essere genitore, ovvero se io comunque ho determinati valori, sono una brava persona, dovrei riuscire a comunicarlo quasi, non dico geneticamente, ma insomma quasi per osmosi nella... Allora, uno se hai determinati valori, e due, anche se ce li hai, è difficile comunicarli. Quindi è proprio la comunicazione che può essere coloro i quali sono ben educati sono veramente, passano veramente un iter veramente difficile. E poi può essere anche che questi valori che in questo momento il ragazzo non riesce a vivere, nello spazio di un anno o due, poi cominciano a prendere spazio. Io ho presente tantissimi ragazzi che in prima superiore ti sembravano delle persone che non avessero un futuro positivo, e invece poi vedi nello spazio di un anno e mezzo certe cose emergono, quindi forse in quel momento lì era più facile emergere, essere evidenti facendo i bulli, facendo quelli un po' che ci provano a vivere sempre di cose borderline, ecco. E invece adesso uno comincia a capire, tanto comincia a guardare dentro lo zaino le qualità che ha e comincia a mettersele in pratica, quindi c'è anche questo. Probabilmente bisogna dare anche tempo a questi ragazzi, il problema è nel periodo in cui ancora non hanno scoperto ciò che sono e ciò che forse i genitori hanno proposto. Che cosa può accadere? Può accadere di tutto probabilmente, questo è un problema. E quindi forse ecco, la società che si chiama scuola, ma si chiama anche centri giovanili all'interno della città di Udine. Avete le mani legate, come si diceva prima, come insegnanti? Devo dire una cosa, lì è chiaro che ci sono insegnanti intanto che arrivano da percorsi umani e di studio magari dove sono espertissimi nella propria materia, un po' meno magari dei ragazzi che hanno davanti, questo è evidente, anche perché l'insegnante fa determinati corsi, magari l'attenzione e la capacità di gestire qualche volta folle, perché le nostre classi possono arrivare anche a 30 persone, quindi hai a che fare con un clima di un certo tipo. Magari certi insegnanti non sono pronti, però ci sono scuole che si organizzano dando magari a un insegnante la capacità di coordinare anche interventi disciplinari, interventi educativi, e allora gli altri insegnanti si riferiscono a questo, e questo magari porta avanti. Noi nella nostra scuola lo facciamo da anni, Visto che è toccata e la questa cosa funziona. C'è qualcosa di più strutturale, di più grave secondo me, che è viaggiato nella scuola degli ultimi anni, che si è tagliato tutto quanto riguarda proprio il servizio di ascolto degli studenti. Ad esempio quei CIC che dovevano essere centri di informazione e consulenza, si è passati proprio alla totale abolizione, e addirittura si sta passando a una scuola dove si sbandierano alcuni valori come le competenze, quelle cose là, l'aziendalità, al posto del rapporto interpersonale di crescita che avviene in una comunità educante, che era un vecchio modo forse anche troppo moralistico di definire la scuola, che però aveva un senso. Ma ci vorrebbero delle ore apposite, quindi degli spazi appositi, o non si può fare nella normale attività didattica? Ci vogliono soldi e investimenti.
e anche in quella direzione lì e non solo, nella formazione di insegnanti che siano attenti a queste cose qua, ma anche spazi appositi per queste cose qua. Ultimamente, se si vanno a vedere i dati, hanno detto che quella riforma ha prodotto un aumento nella percentuale dei promossi all'esame di Stato, nonostante il taglio delle risorse. Il che vuol dire che se si mandano via insegnanti, se si taglia ancora di più, gli alunni riescono ancora meglio. Ecco, questa cosa qua è sbagliatissima, perché la scuola era un altro momento, un'altra occasione, un'altra opportunità di incontro di figure adulte. In cui si potevano avere dei punti di riferimento. Vincolate dal rapporto. Ecco, inoltre c'è ancora una cosa, no? Qual è che le risorse, adesso dove si vogliono? Ma tante risorse, sul registro elettronico, la cui motivazione ultima è il controllo, si vende alle famiglie, no? Perché permette un controllo di dove sono i figli, di quanto marinano, di queste cose qua, che non è niente di più falso, perché non avverrà, e non avverrà in breve, ma di più sbagliato, perché proprio, come dicevano tutti i più autorevoli presenti qua, no? Non è col controllo. Non serve il controllo, non cioè è quello che cambia le cose. È la vicinanza, ma neanche insomma, il dialogo, perché il dialogo rapporto. Magari non è più possibile. No, alcuni hanno genitori vecchi o che hanno troppo da fare, come diceva qualcuno prima. No, è la vicinanza, la presenza calorosa. E torniamo un po' a quella solitudine di cui parlavo anche prima Castellarin, sulle compagnie mi pare un po', sì, volevi intervenire? Cioè, secondo me non è che tipo, un ragazzo si fa influenza, cioè, non è la colpa delle compagnie o del rapporto che hai in famiglia, perché io ti conosco tanti amici che vivono in un ambiente violento dove non hanno genitori e lo stesso sono persone fantastiche, e secondo me il fatto sta che come reagisce alle cose una persona e come ha carattere, secondo me è tutta una questione di carattere. Tipo, se tu esci con la tua compagnia e tutti fumano, non è che se tu sei una persona che non ha carattere tu fumi, invece se sei uno che capisci che devi gestirti da solo la tua vita, capisci cosa è giusto e cosa è sbagliato, dici di no. In che percentuale conta il genitore nella formazione di questo carattere, o è più o meno innato? Beh, secondo me dipende da persona a persona, perché conosco gente che ha dei genitori fantastici, però è una persona un po' si può dire, sì. Esatto, non si può dire, però è una persona un po' non positiva. Invece conosco gente che non ha dei genitori, che vive in un ambiente molto violento, invece persone fantastiche che hanno carattere e sanno che cosa vogliono dalla vita. Quindi secondo me dipende da persona a persona come reagisce. Sul tema del controllo, però prima ne stavamo parlando, cioè fino a che punto si può non conoscere quello che fanno i ragazzi, perché prima durante la pubblicità con Castellarin parlavamo di altri aspetti un po' dubbi o comunque che lasciano un po' pensare di questa vicenda, o se non altro per quello che conosciamo e che abbiamo saputo insomma dai media incuriosiscono nella vita che conducevano queste ragazze, alcune loro abitudini che sono un po' quantomeno curiose. Sì, a me ha stupito questo, al di là degli aspetti fattuali che gli inquirenti stanno cercando di così individuare e soprattutto anche nel proteggere quella che è la vita delle famiglie di queste ragazze, che trovo una cosa comunque insomma molto importante che è stata fatta. Però mi ha colpito il fatto che queste ragazzine avessero passato così tanto tempo con un uomo così anziano, al di là poi degli aspetti morbosi o meno, se ci sono o non ci sono, non è questo il punto. Il semplice fatto, ecco, che sempre di più, semmai, rispetto a un tempo, questo sì è una cosa che vorrei dire, che la trovo anche molto importante, forse anche che può stimolare anche i ragazzi su questo, nel dirci anche loro il loro punto di vista. C'è stato anche 2 giorni fa un omicidio in Veneto, dove un uomo di 37 anni era fidanzato con una ragazzina di 23 da quando lei ne aveva 19 e non è riuscito a rassegnarsi al fatto che lei lo aveva lasciato. Ora, quello che stupisce
stupisce è la grande differenza di età e il fatto che soprattutto le ragazzine rispetto a un tempo si facciano sempre più problemi, insomma, meno remore rispetto a questo tipo di situazioni, però dobbiamo già interrogarci sul fatto che stare tutto il giorno, due ragazzine di 15 anni con un uomo di quell'età, anche se fosse solo veramente per compagnia, non è naturale. È già un segnale che c'è qualcosa che non va. Beh, ecco che ritornando al discorso di prima, forse non è tanto la compagnia in quanto compagnia, ma è il legame sociale, cioè dove non c'è la famiglia, se c'è un legame sociale, chi si inserisce? credo che il nostro territorio su questo sia sempre stato molto al riparo rispetto ad altri posti e mi auguro invece che non si perda questa possibilità, che ci sia sempre la possibilità, che sta venendo un po' meno anche per questioni di fondi, perché non è facile sovvenzionare comunità. Il territorio eccetera. è una cosa importante perché molto spesso poi tutti questi episodi di violenza, criminalità eccetera sono sempre stati legati alla grande città, insomma ci si è sempre immaginati questo, ma in questa geografia dell'orrore che si sta materializzando in Italia raramente forse si è parlato di grandi città, ci hanno fatto molto più notizia, non so, Garlasco, Vetrana, che Erba. Esatto, certo. Cioè non sono sempre, possono essere realtà di provincia, sarebbe anche questo un argomento da affrontare perché vuol dire che anche laddove i legami teoricamente per natura dovrebbero essere più stretti, sociali, di vicinato eccetera, in realtà non funzionano così bene. Cioè, si stanno perdendo sicuramente. È preoccupante. Aurora, avevi un... Sì, volevo dire, cioè un piccolo consiglio ai genitori, se posso darlo. Ecco, in chiusura. Esatto, cioè mai proibire, cioè il fatto già in per sé di proibire a noi manda a farlo, perché a noi piace la proibizione. Anzi, incoraggiare quindi. No, cercare il confronto, nel senso si cerca il confronto, il dialogo il più possibile, perché io conosco molta gente che anche economicamente sta molto bene in famiglia, ma già il senso che il genitore gli proibisca una determinata cosa, fa la suora a casa, poi subito dopo esce e si trasforma la ragazza o il ragazzo comunque, quindi i ragazzi che hanno dei paletti dai genitori o comunque dalla mentalità, dalla famiglia, dagli amici, sono quelli che fanno le cose peggiori per dietro, quindi cerchiamo il dialogo, che siamo esseri umani, ce la facciamo. Un no motivato invece può essere preventivo in questo senso, secondo te? Sì. Cioè di fronte a un no motivato uno dice vabbè dai non ci provo, effettivamente forse sì, ma poi ovviamente sperando che il ragazzo sia abbastanza maturo da poter comprendere il perché. C'è sempre questo, però io penso che cioè noi, almeno io, quelli che conosco, perlomeno anche se mi viene proibita una cosa, però c'è una motivazione in fondo, un po' ci penso, anche se magari sono una ragazza cattiva o cattivo, un po' il pensiero mi va. Bad girl, possiamo assumerla nei vostri corsi con coesione? Potrebbe essere utile. Allora, grazie Aurora per questo ultimo consiglio ai genitori. No, grazie a tutti voi davvero per la discussione di questa sera, grazie al professor Moro, al professor Babbo, grazie a Loro Faidutti e poi ricordiamo insomma anche l'associazione coesi.org per chiunque volesse eventualmente conoscere le vostre attività per fruirne nelle relazioni proprio interpersonali, soprattutto genitore e figlio. E grazie mille al dottor Igor Castellarin, è stato un piacere averla ospite, insomma beneficiare della sua competenza in materia. Noi ci vediamo fra 15 giorni perché poi il prossimo è 25 aprile, quindi tutti in ferie. Che bello! Tutti in ferie, fra 15 giorni. Ciao e grazie, buona serata.